giorno, colui è con la niente preparata, Maria, con la di femmina d'attorno, o su burco, mo s'erano accusciati. Ma l'angelo scennetta all'improvviso, schiantando allora insieme ai soldati. Gesù, che voi credete molto acceso, Gesù, o figlio di Dio, è risuscitato. Non lo cercate qua, iate, corrite, facetela a sapere, alluccate forte. Nostro Signore è vivo, che sapete? L'amore suo ha vinciuto pure la morte. E allora che sti femmine spandute facendole restare senza parola. Gesù, tutte promesse mantenute, a comparetta in una veste sola.
Maria, insieme ai compagni appaurati, correttero all'Apostolo, tremando, paura e gioia levano schiantate e con fatica jettero parlando. O sobburgo stava aperto e dentro solo i chicchi arrabbiati. O corpo di Gesù Cristo, che è certo che non ci sta perché ha risuscitato. L'Apostolo, con certe facce strane, guardavano queste femmine insabumate. Voi potete allungare fino a dimane, ma noi non vi crediamo. Voi sbagliate. Noi non crediamo, no, non crediamo che la carcita manca questa vita. Noi non crediamo, no, non crediamo, casi il vostro vera, se va causa Signore. Voi mi danno male, voi siete sbagliate, certo non capiamo, state scombinate, e questo dolore, certo che straziate, è il nostro Signore, vivo sul nare.
Però Pietro e Giovanni, più curiosi, correttero su burgo per sapere che era successo. Tutti e ci chiuso queste cose o veramente ne frega. Giovanna, che correva più veloce, prima Simone subito arrivava. Però, quando la cosa trovava in voce, non andò su burgo, ferma si attrassaia. O calma, era Simone. E le parette certo più giusto di farsi prima essa. E quando Pietro toppa a comparetta, teneva la fascia, bianca un muggisse. Tra 7 pietre e ascetto frastornato, il corporo Signore non ci stava. E Giovanna, l'apostolo più amato, pure senza tra sé, già ci sgarriva. E Cleofa s'abbiaia con un compagno, parlando di chi si fatta, hanno paese che Emmaus si chiamava, ma Solagna s'avvicinai a loro non furese. Che è questa afflizione? E di mannaia. Lo vedi sconsolati e assai abilito. E Cleofa, curiosa, so guardava e poi le rispondette. Ma non sapete, è morto dopo freddo con Sassari, che l'hanno crocifisso in coppa croce. 3 giorni a roba, chissà come mai, che è risuscitato con la voce. E poi non ci credete,
gente, ovvero, tenete il cuore prete e non credete. Le rispondette triste, o forastiero, Perché le scritture voi non ne conoscete. e con tanta pazienza le spiegai cose che dicevano i profeti. E ancora ora chiama, s'applacaia e stella comparettere quieta. Resta con noi, O ricettere, che è sera, noi mo siamo arrivati a casa nostra. Mangia con noi, sente sta preghiera. Se è fatta notte, resta, che te costa? e stu furese, quando s'assettaia, pigliai il pane e poi una ricetta, con quell'immane santa poi spezzaia, e dopo fatta questa scomparetta. Signore, e la
l'apostolo contento perché a Gerusalemme ti compagna. Gesù è risuscitato veramente, si può asciuttare il lacrime di anni. L'avevamo visto noi, con noi ha mangiato, parlava come parla Gesù Cristo. Ha bollito il pane e l'ha spezzato, o potremmo giurare, l'avevamo visto. Forza pa gioia, forza può sconcerta, nessuno si poteva fare capace, ma senza che il perdono fosse aperto, Gesù trasetta e la risetta. Pace, guardatemi, toccatemi, sono io che porta ancora sti ferite. È stata fatta la volontà di Dio. Io sto qua e voi non ci credete. Portatemi a mangiare. E come a tavolo con loro s'assettaia e la ricetta. E Dio, chi stia comando? Con mertere voi avete chi peccaia e la forza che Dio mi promettette. Ecco, che io la metto in tuo cuore, che ha dopo mondo. E che le che facete, facete pure voi. Portate amore. Portate amore. Love
Portiamo amore, questo è il messaggio che vogliamo dare stasera. Portiamo amore in questo mondo in cui l'amore Qualche dopo di te. ce lo siamo scordati che cos'è. Enzo, a te la parola. Come sempre un ringraziamento da parte mia del dottor Giovanni Oliva e degli amici del gruppo Parole e Musica a tutti voi che ci avete onorato con la vostra gradita presenza. Gerardo, bello. Carmen, Pina, Emilia, Stefania, Elvira, Luisa, Franco, Il dottor Giovanni Oliva. Facciamo un applauso ad Enzo Raimo, al professore Enzo Raimo. grazie al maestro che hanno portato la luce del risorto in questa comunità. La luce di Cristo porti pace nei vostri cuori, illumini le vite vostre e allontani le tenebre. Grazie ai tecnici del suono, Nicola E e Alessandro che collaborano alla piena realizzazione dello spettacolo e perché no al nostro fotografo che cattura le nostre immagini. Un grazie particolare a voi, Don Gerardo, se c'è. Prego, Don Gerardo, venite. Aspettiamo. C'è un applauso più forte a Don Gerardo. Che ci avete reso possibile questo evento. Il Signore vi illumini e vi conserve in buona salute per far sentire la presenza di Dio tra i vostri fedeli. Buon proseguimento di serata e a seguire poi buonanotte. Io vi ringrazio soprattutto per quello che fate per la nostra comunità, Carmen, Giovanni, il gruppo e speriamo del mese di maggio di preparare un ulteriore momento in onore della Vergine Maria. Grazie di cuore. grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie di essere stati con noi.